non so neanche io che vocaboli usare, perché quando c'è la mancanza di, cioè, muore un bambino di 2 anni e mezzo e una persona di 44, 45, insomma è veramente una cosa che ti stappa il cuore. Lo conoscevo perché quando ero più giovane, insomma ero da sposare, avevo con i miei genitori, la sua nonna viveva vicino alla casa dei miei e spesso insomma lui veniva a trovare la nonna e quindi era motivo per giocare in strada, abitavo in campagna, no? E si giocava a nascondino, si giocava a palla avvelenata e tutti quei giochi che si fanno quando si è bambini. Quando dopo siamo cresciuti, ognuno ha intrapreso la propria strada, sì, non è mai venuta meno, insomma, l'amicizia, comunque ci trovavamo, ciao come stai? Ah, dai, beviamo una birra in compagnia. Una persona veramente solare, un gran lavoratore, una persona, cioè non mancava mai di chiedere come va, come stai, cioè veramente rimango sbigottito, non riesco a capacitarmi di quello che è successo, insomma.